ha battuto verso... È stato in fuga tutto il giorno, ricordiamo questa fuga che ha praticamente ripreso il corridore che è rimasto al comando, ha avuto addirittura 15 minuti di vantaggio, è rimasto al comando per oltre 100 km, è stato ripreso da un sestetto formato da Tafi, Cinghialta, Kattai, Zaina, Meiner e appunto Epner. Su questi atleti poi Meiner ha ceduto, su Tafi, Cinghialta, Kattai e Zaina si sono portati poi Podenzana, Frattini e Sørensen. Podenzana ha proposto questa attacca ed eccolo qui, come vi dicevo, Podenzana tenta la stoccata individuale, Frattini che lo va a riprendere, si mette e come diceva Crespi in presenza, si corre per squadre diverse, quindi il nazionalismo non può essere una carta a cui appellarsi in questi finali, forse poteva rischiare qualcosa in più Frattini e lasciare ad Epner il compito di rientrare, ma Frattini sa di avere la grande occasione in pugno, sa di trovarsi in questo momento con l'occasione più importante della sua carriera, però attenzione perché Epner sta mettendo a frutto la grande esperienza e si è messo a ruota. Frattini deve stare molto attento, non deve scattargli in faccia perché veramente diventerebbe pericoloso. Qui, come diceva in precedenza Giovanetti, contano le energie residue, hanno fatto le prove generali in precedenza, al terzultimo giro è scattato Epner e Frattini è andato a riprenderlo, al penultimo giro è scattato Frattini e Epner si è portato su di lui, parte Frattini, attenzione, è partito Frattini, si impianta Podenzana, Frattini ancora davanti, resiste al momento al rientro di Epner e Frattini vince Frattini, bravissimo Frattini, finalmente amici sportivi, dopo una lunghissima serie di secondi posti, una vittoria, primo e terzo per gli italiani, primo Frattini, secondo Epner, vedete uno dei tifosi italiani, e questo è un ordine d'arrivo tutto italiano, al terzo posto c'è il campione d'Italia Podenzana, quindi Tafi, Zaina, eccolo qui, Tafi al quarto posto, Zaina al quinto e Cinghialta al sesto posto, come vedete ordine d'arrivo tutto italiano, Frattini conquista questo importantissimo successo ed è Fondriest adesso che va a sprintare per il settimo posto, pericolosamente però le macchine sono ferme in mezzo alla strada, attenzione, pericolosissimo, Fondriest, Musseu e Zanini, Fondriest, Musseu e Zanini, attenzione perché Musseu potrebbe conquistare la maglia di leader di Coppa del Mondo e